Campo sportivo di Taglio di Po, comunale Duò Edoardo, e sono con il presidente della Tagliolese Robertino Bonato e con il capitano della Tagliolese Jacopo Roncon. Allora, primo uscita ufficiale, cosa vi aspettate da questa stagione dopo un 2020 naturalmente chiusi in casa per colpa del Covid? Ci aspettiamo di fare un buon campionato, di divertirci soprattutto. Speriamo che non succeda come l'anno scorso, che ci chiudono in casa di nuovo, e siamo molto contenti di partire in questo momento con una partita molto importante che, anche se non ha valore di nessuna classifica, ma è con i nostri amici del Portoviro, con i quali c'è sempre un po' di campanilismo. Naturalmente ricordiamo voi Tagliolese in prima categoria, il Portoviro in promozione. Secondo lei, toccando ferro con tutte le guffate possibili e immaginabili, siamo da alta classifica la Tagliolese? Speriamo, guardando la carta, sì, guardando il calendario, dovremmo fare un campionato abbastanza importante, abbastanza divertente. Poi il calcio, sappiamo tutti, si gioca con la palla che è rotonda, quindi può succedere di tutto. Ecco, chiede al capitano, i vostri competitor, quale sarà la squadra secondo lei più agguerrita e quella che vi darà più filo da torcere? Beh, quest'anno è difficile dirlo visto che ci hanno cambiato il girone, quindi conosciamo pochissime squadre. Sappiamo che il Cavardero ha fatto una buona squadra e anche il Petorazza, che erano le uniche che avevamo l'anno scorso nel girone. Però siamo competitivi anche noi, anche se il presidente non si vuole sbilanciare. Giustamente, per scaramanzia. Abbiamo giocatori di qualità in rosa e col mister e la squadra possiamo farlo veramente bene. Passalo! Roba tua! Non per fallo, Elia! Non fare fallo! Preso al volo Sala Tessarin dopo una partita tra l'altro giocata benissimo e anche vinta in questo Memorial Romildo Ponzetto. Che dire, che cosa ti aspetti da questa squadra quest'anno? Ma intanto è stata una bella serata per tutti, insomma, grazie anche al Portoviro che è venuto a onorare questo Memorial che si tiene da anni. La squadra ha fatto abbastanza bene, dai, il Portoviro onestamente meritava almeno il pareggio. Però dai, una partita d'estate va bene così. Di buon auspicio comunque. Di buon auspicio, sì. Complimenti. Grazie mille. Grazie a te per la disponibilità. Ciao. Aspetta, capivo,